tennis, Elisa Fiorini dopo il Nike Tour fa il bis nel torneo di quarta categoria a San Giorgio senza perdere nemmeno un set. Parla a Mantovano, il torneo di tennis di San Giorgio. Nel tabellone femminile la giovanissima Elisa Fiorini, reduce dalla vittoria del Nike Tour alla Canottieri Mincio nella categoria Under 14, fa il bis nel giro di poche ore. Campionessa alle prime armi sì, ma classificata 4-2 e accreditata della testa di serie numero 1 dal giudice arbitro Federica Calciolari, Elisa ha sbaragliato la concorrenza senza cedere nemmeno un set e perdendo un solo game prima della finale. Nell'epilogo è stata impegnata un po' più a lungo da Francesca Pavarini, una 4-3 bravissima a ritagliarsi spazio, battendo nei quarti la numero 2 del seeding, Marianna Rinaldi. 6-2-6-4 il punteggio dell'incontro disputatosi al coperto, a causa delle condizioni non perfette dei campi all'aperto dopo le insistenti piogge di questi giorni. Il montepremi femminile, equiparato a quello maschile, non ha incentivato una massiccia partecipazione delle ragazze, mentre il tabellone degli uomini ha toccato quota 85 iscritti per la soddisfazione degli organizzatori. Qui ha trionfato il castiglionese Gianclaudio Passoni. Il portacolori del TC Guidizzolo, dopo aver sofferto nei primi turni, ha trovato successivamente il suo miglior tennis e in finale ha superato 6-2-7-5 Giovanni Pavani, mina vagante del tabellone non essendo inserito tra le teste di serie ma pur sempre un 4-1. Questa settimana i riflettori si spostano a Bozzolo, dove ha preso il via un torneo di terza categoria con limitazione al terzo gruppo.